Bentrovati a tutti. L'applauso io lo rivolgo così come lo avete fatto. Mando perché siete tutti da applauso per l'interesse che mostrate verso il cinema in generale, per questo incontro ormai alla quarta edizione, e quindi si vedono cose diverse. Il fatto di incontrarsi, di parlare, di misurarsi, di confrontarsi, di stare insieme, perché la realtà, a mio modestissimo avviso, è proprio questa. La realtà è fuori. Stare troppo a casa davanti al computer, per carità, utilissimo, però forse troppo, no? E allora uscire fuori, invece fuori la realtà, ci si tocca, ci si vede, ci si informa, ci si relaziona, e questo è bellissimo. E quindi vedervi tutti insieme è, credetemi, un grande piacere, un grande onore potervi incontrare così come siete adesso. Questo è un gruppo scelto, quelli che ti hanno voluto intensamente e ti hanno chiesto quando arriva. Tra le altre cose, se non vado errato, era anche l'anno scorso questo invito, sì, dove io invece esatto. ero in giro col teatro e non potevo esatto. esserci. Però quando al secondo anno, nonostante io sia in giro con una commedia di Shakespeare in giro per l'Italia in teatro, ho fatto in maniera tale che all'invito potessi aderire e non rimandare per il terzo anno. Ho fatto cose incredibili, ho preso stanotte ho finito lo spettacolo in Toscana, ho fatto un saltello a Roma, ho preso l'aereo ed eccomi qua. Lo faccio con grandissimo piacere, perché dove c'è come posso dire, io sono il presente, voi siete il futuro, voi avete dei sogni e i sogni non li dovete vedere come qualcosa di indefinito, di impossibile. Il sogno dovete cercare di vederlo come una cosa probabile, reale. E lì in fondo, all'orizzonte, però dovete impegnarvi molto per raggiungerlo, vederlo quasi come una cosa reale, prenderlo con una mano. I sogni sono vostri, la vita è vostra, non degli altri. Quindi il volere le cose non è che accadono perché c'è la bella giornata o perché ci sono persone simpatiche. Le cose si raggiungono quando si cominciano ad amare, si raggiungono con lo studio, qualsiasi professione voi altri vogliate fare, nello spettacolo, nel cinema, nel teatro, nei libri, nella musica. Perché tutto questo è rapportarsi, stare insieme e sapere meglio. Quindi qualsiasi professione voi decidiate di fare e il studiare significa sapere, avere delle armi in più per quello che la vita comunque vi mette sotto gli occhi. La vita è meravigliosa, la vita è bellissima nel suo bene e nel suo male, ma proprio perché è fatto con queste due note precise si deve combattere. Voi siete straordinari, ma bisogna sapere. E sapere significa ciò che andate ad abbracciare, fatelo con lo studio. Non tenete presente quello che magari non lo volevate, vi hanno infilato, vieni qua, perché te ne vai? Mi siedo per terra con loro. Allora ci sediamo tutti per terra, ma a me piace muovermi e stare così in mezzo a voi. Dovete volerlo, non dovete pensare che la televisione, perché è questo che vi hanno infilato a forza, e ovviamente non tutta la televisione è brutta, ma per come l'hanno congegnata questa televisione negli ultimi 20 anni, quasi quasi vi dico che dal mio modestissimo punto di vista è stato proprio pensato la televisione. La televisione, a differenza del teatro, del cinema, si esce a casa, si va, si compra il biglietto, si va con un amico, un'amica. La televisione entra a forza nelle case. Addirittura c'è l'abitudine che quando si entra in casa, anche i genitori, si
si accende la televisione come un bisogno di compagnia, come una cosa che non deve mancare, quindi è come una piccola droga. Negli ultimi 20 anni la televisione ha fatto delle cose importanti prima. Negli anni 50, 60 la televisione a questa Italia che usciva da una guerra, c'era il momento che rinasceva questo paese tutto, dal nord al sud, e tutti uguali. Non c'era chi di più, chi di meno, chi all'attico, chi al primo piano. C'era la voglia di costruire un paese. E quando arrivò la televisione imparò l'italiano, la parola, a leggere, a scrivere a tantissime persone. Tantissime. La televisione, quella televisione in bianco e nero, c'erano per esempio degli appuntamenti con quello che oggi voi conoscete come fiction, allora si chiamavano romanzi sceneggiati. Ci fu una lunghissima stagione, però con quei romanzi sceneggiati della domenica offrivano al pubblico, giovane, meno giovane, non la mafia 1, 2, 3, 4, Mussolini 1, 2, 3, 4, la polizia 1, 2, 3, 4. Fecero una quantità di romanzi sceneggiati e fecero conoscere all'Italia la letteratura, che non sapevano magari cosa fosse, per ignoranza, per ignorare la materia. E così cominciarono a conoscere Grazia Deledda, Thomas Mann, Dostoevsky, grandi qualità interpretative, grandi attori, venivano tutti dal teatro, quindi c'era una qualità che il pubblico guardando assorbiva questa qualità, ma nello stesso tempo conosceva la letteratura, così come il venerdì c'era un appuntamento con il teatro. E così come quando è scattato l'incontro con la letteratura, quindi si andava dall'Isola del Tesoro a Canne al Vento di Grazia Deledda, quindi la conoscenza, il venerdì c'era il teatro e l'Italia e gli italiani seguirono con grandissimo interesse il teatro, quindi gli autori, Pirandello, i tanti autori italiani, anche quelli stranieri, i grandi interpreti, tutti interpreti che venivano da una scuola, quindi mi rifaccio al discorso che facevo poco fa, il sapere, la professione che si fa. Oggi è tutto momentaneo, come se qualcuno avesse detto: chi pensa disturba, e hanno cominciato a togliere. Quindi voi semmai siete stati, a parte il piacere della rete, della comunicazione, che è una cosa importantissima, il controllo poi di sapere cosa viene pubblicato, cosa non viene pubblicato, la rete da questo punto di vista è assolutamente aperta. Io di anni ne ho 67, sono nato a Catania, quindi giù, nell'isola. I miei erano anni dove non avevo la rete, non c'era questa cosa bellissima che avete voi altri, l'informazione. Io sono nato in un quartiere povero, mio papà faceva l'operaio. Sono l'ultimo di 6 figli, però mio papà ha mandato tutti a scuola. Quindi il concetto di dignità ce lo ha impresso molto forte. E sono cresciuto così, con una grande curiosità, e a tutt'oggi sono una persona, un uomo curioso. Mi piace guardare, sapere. Mio papà mi ha insegnato anche a non giudicare mai gli altri. Non si giudicano gli altri, si seguono, si osservano, si ascoltano. Mio papà mi diceva: chi sei tu per giudicare? Mai puoi esprimere dei pareri, solo se ti viene richiesto. E tutto questo ha stimolato. Sono andato anch'io a scuola, non ho abbandonato nulla. Ho iniziato giovanissimo con il teatro. Ho iniziato con dei nomi che, se oggi ve li facessi, a voi non dice assolutamente nulla, ma erano e sono dei monumenti
nello spettacolo, che si chiamano Turi Ferro, Salvo Randone, Glauco Mauri, Franco Enriquez, monumenti del teatro italiano. Qualcuno ve ne sto dicendo soltanto. Ho fatto, chiamiamola una gavetta, perché? Perché il principio vostro, o quello che vi hanno fatto vedere per il momento, quando hanno introdotto le gare che durano 12, 13, 14, 15 settimane oggi, che sono le gare tipo X Factor. Si parla poco oggi, non vi danno informazione sul teatro, sul cinema, sì, forse sulla musica un po' di più, ma niente di più. Invece sono tutti incontri che aprono la mente, perché il teatro, il cinema, i concerti, il libro, queste cose sono medicina per la mente, ti aprono. Un film, una storia, un libro, uno spettacolo teatrale, ti offrono degli argomenti, te li mettono sul piatto davanti agli occhi e voi ne rimanete colpiti, chi più, chi meno, a volte sì, a volte no, non ha importanza, però ti danno dei temi di riflessione e questo è magnifico, perché più riflessioni fate, ma senza pesantezza, non dovete immaginare le pesantezze di queste cose, vivetele però le vostre cose, però non a senso unico. Vi dicevo poco fa che il principio che vi hanno immesso nel gusto, e quindi lentamente anche tolgono un certo gusto, le cose televisive, tipo X Factor, ma non soltanto X Factor, tipo Il Grande Fratello, questa tipologia di televisione, perché poi oggi fanno anche se è raro, cose interessanti, la televisione produce, cose stimolanti, ricerche importanti. Quelle invece sono le cose popolari, non è che non ci devono essere le cose popolari, per carità, però le fanno tutti con un senso unico. E qual è? Mentre una volta, o le varie professioni, i medici, gli avvocati, gli attori, si seguiva, si apprendeva lentamente, e apprendere lentamente significa stare con gli altri, stare in gruppo, toccarsi, sapere cosa vuol dire l'abbraccio, stare insieme, quindi la forza. Sono trasmissioni che invece infilano, sempre a mio modestissimo parere, il principio che per vincere devi accoltellare il compagno che sta gareggiando con te. E se ci pensate un attimo, è una cosa terribile questo. Stare insieme, abbracciarsi, fare una corsa insieme, vinca il migliore, stilla anche delle cose importantissime. Non è che nell'arco di 14 giorni il talento, chi ce l'ha, sotto qualsiasi aspetto, scrittura, creatività, il talento bisogna allenarlo. Non è che uno dice c'ho il talento, ho vinto una gara e la cosa è fatta lì. Perché a differenza degli altri lavori, chi si vuole interessare nel suo futuro di cinema, di creatività, di scrittura, non si vende qualcosa che si tocca, tessuti, mobili, bottiglie, scarpe, pantaloni, camicie, si toccano, è materialità. Chi si occupa di creatività in generale vende emozioni e le emozioni non si toccano. Ammesso che uno ci riesca nel suo lavoro, se fatto soprattutto con onestà, se fatto con dignità, con serenità, con la voglia di sapere, di crescere. Emozioni, le emozioni non si toccano, non ce l'ho qua, non ce l'ho in tasca. Dici, mi dai un po' di emozione? Naturalmente deve essere, non so, se è un testo teatrale, se è un film, una storia, un concerto musicale, un libro. È difficile. Per dare emozioni bisogna sapere. Quindi per spiegarmi meglio come concetto, stare insieme, vedere come si fa, vedere come si cresce. Più sai, meglio cresci. Meglio sai, meglio domandi.
hai nella crescita, quando vi parlavo dei sogni, no? Di vederlo come una probabile cosa reale da toccare, ma da impegnarsi, non è che uno sta ciondoloni e lo trovi. Però dovete sapere che nell'altra mano, se con una lo indichi, con l'altra dovete avere uno scudo emblematico, perché le battaglie sono tante. Io lo so che negli ultimi anni a voi studenti universitari vi hanno schiaffeggiato a livello di leggi, a livello di attenzione scolastica, voi, i vostri insegnanti, lo so perfettamente, io sono con voi, ho manifestato in altre situazioni con vostri colleghi di varie parti d'Italia, sono sceso anch'io con loro. Avete ragione perché non vi calcolano, altrimenti avreste qualcosa di diverso, avreste fra le materie la materia che si chiama teatro, la materia che si chiama cinema, come succede nelle altre parti d'Italia, all'estero. Sono materie normali. Se fate caso, e forse qualcuno di voi lo pensa, ma lo pensa perché si è trovato in questi casi, chi fa teatro, una cosa che non... Il teatro è ricchezza. Vi dicevo, medicina per la mente, vi stimola, vi mette emozioni, vi tira fuori qualcosa, vi mette con un punto interrogativo. Se c'è questo allenamento scolastico, è chiaro che quando arrivate ai vostri 15, 16, 17, 18 anni c'è la voglia di andare a vedere, vediamo cos'è questo, cos'è quell'altro. E significa stare insieme, abbracciarsi, camminare insieme, sorreggersi l'uno con l'altro. Sono accadute delle cose bellissime, voi altri le avete fatte accadere, quindi segno che voi capite, segno che avete recepito qualcosa che nei vostri riguardi non si fa, non si è fatto perlomeno fino ad oggi, forse nel passato, ma per l'età che avete non è successo nulla. Avete edifici fatiscenti che in qualche caso puzzano pure di piscio, le classi dove studiate, spifferi. È come se voi foste quasi un disturbo e non capiscono che se io sono il presente, come la maggior parte di questi che vi sto parlando, voi siete il futuro. Futuro, c'è la vostra vita, il vostro momento importante, la crescita, i vostri figli. Quale società volete? Non lo sapete, perché non ve ne danno modo e maniera. Le università, azzerate pure quelle, schiaffeggiate pure quelle. Allora la domanda, certo, se da una parte uno pensa ma in che paese vivo nel 2013, e quindi con tutta una serie di riflessioni, dall'altra però bisogna volerlo, perché è comodo dire ah beh non lo fanno allora mi siedo, ah no, non mi interessa. Questa frase l'avete sicuramente sentita spesse volte. Il concetto di libertà è una cosa importante. Sicuramente voi avete seguito, nonostante la vostra giovane età, dibattiti televisivi, di informazione, dove si dice sempre la parola Costituzione, Costituzione, la Costituzione. Nelle vostre classi si studia la Costituzione, si legge, siete informati su questo? Basta che mi fate un segno con la mano, sì o no? Pochissimo, una percentuale bassissima, quindi grazie ai vostri insegnanti. Non vi sembra strano? Abbiamo la Costituzione più bella del mondo, questo l'avete sentito tante volte anche da Robertino Benigni, ed è vero, è la Costituzione più bella del mondo per come è scritta, per come è fatta. Prima si studiava a scuola, da un ventennio, sì, si dice la Costituzione, leggetela.
Non è una cosa complicata, non è un libro di Marcuso o quant'altro. Andatelo a chiedere in libreria per curiosità, poi magari la mettete lì, per chi non la conosce, per chi non si è avvicinato, e lentamente leggetela. Non è niente di complicato, ma si parla di diritti umani, diritti allo studio, diritto al lavoro, al rispetto per sé e per gli altri, alla struttura di una società democratica. Per essere messi in atto non si può andare avanti per sentito dire. Ah sì, aspetta, sì, ho sentito la Repubblica Italiana, com'è, primo, è fondata sul lavoro. Lo seguite da un po' di tempo il dibattito della mancanza di lavoro. C'è qualcosa che non quadra allora. Fra le note che non quadrano sicuramente è l'attenzione verso il cittadino, verso allo studente. È lì che si forma il carattere, la vita, l'importanza, il lavoro, la società, è tutto lì, la scuola, il sapere. Il sapere non è che è una cosa uffa, sì certo, tutti l'abbiamo avuti, tutti siamo stati della vostra età, periodi, la scuola, l'insegnamento, non mi va di andarci, oggi mi piace stare un po' lì a farmi una passeggiata, agli amici, non mi va oggi, questo capita a tutti. Però man mano, ogni giorno che passa, qualche volta, qualche domanda, dagli eventi che accadono, sicuramente ve la fate. Essere liberi non significa faccio quello che mi pare. La libertà non è questo. Liberi di interpretare, liberi di stare, ma rispettando anche gli altri. La diversità di scrittura della persona, giallo, rosso, nero, nord, sud, est e ovest, la diversità è una cosa importante. Io vengo dalla Sicilia. La Sicilia è una terra straordinaria, ma non perché sia la mia terra, perché è millenaria. Io ho un pezzo di arabo, c'ho un pezzo di normanno, un pezzo di angioino, un pezzo di turco, perché quella è stata una terra antichissima, è stata attraversata da 1000 dominazioni. È anche vero che poi queste dominazioni, la maggior parte, sono arrivati, hanno preso e poi se ne sono andati. Ma è una diversità importante, ci portiamo dietro tante cose. Certo, tantissimi come me, del sud in generale, non sa. Ma perché forse li hanno abituati anche scolasticamente a non voler sapere. Ma che fai? A scuola, no? Il lavoro. Certo, ci sono famiglie di un 30 anni fa che avevano la necessità di avere i propri figlioli che lavorassero. Noi altri, italiani, e la storia ne abbiamo in abbondanza, ma l'Italia è un paese che manca di memoria. Da un po' di anni dice, ah sì, è accaduto questo, se lo dimenticano. Quindi è un'abitudine. La memoria, noi abbiamo, è un paese straordinario, meraviglioso, è il paese dell'arte. Voi avete questa meravigliosa città, che è la città dell'arte, nominata proprio così. L'hanno costruita i vostri nonni, i vostri avi, sulla propria pelle. Ci credevano. E certamente non era una cosa facile. Vuoi per la guerra, vuoi per tante cose, vuoi per la distruzione, vuoi perché mancava da mangiare. Però si lavorava col sorriso in bocca per costruire l'Italia. Voi vi dovete riappropriare di queste cose, non sono cose sciocche, la memoria è una cosa importante. È sulla memoria che si costruisce il futuro e voi siete il futuro,
inevitabilmente, così come io sono il presente. Solo così si possono scrivere, a proposito del cinema, solo così si possono scrivere storie, film. La storia vi stimola, la lettura vi stimola, andare a teatro vi stimola, stare insieme vi stimola, guardare il mondo vi stimola. Non rimanete chiusi nel bozzolo. Le nostre radici sono tutte bellissime, le vostre, le mie, le sue, tutte bellissime le radici, meravigliose, guai. Cioè non esiste al mondo che uno rifiuta le proprie radici, con i pro e con i contro però, perché non tutto è bello, non tutto è brutto. Quindi questo che vuol dire? Che per fare questo bisogna saper parlare, bisogna saper guardare, bisogna saper osservare, bisogna mettersi lì con l'orecchio e carpire delle cose. Se no è soltanto un incontro, una volta l'anno. C'è il Vittorio Film Festival, ci si vede, ciao come stai, non c'è male, vediamo il film, sì è bello, no è brutto, ma come si fa a giudicare? Sono tutte storie basate sulla emozionabilità. Non tutti hanno la stessa chiave, però è lì, vi offrono temi, vi fanno guardare il mondo, vi abituano a vivere il teatro, il cinema, a leggere. È la vostra vita. A me fa molto piacere incontrarvi, lo faccio sempre, girando per l'Italia, mi invitano alle università, alle scuole, lo faccio, perché bisogna mettersi in sintonia. Se l'argomento vostro, della vostra vita, del vostro futuro, personalmente non mi interessava, non andavo ad applaudire i vostri colleghi di varie città quando hanno capito che stavano per togliervi il futuro. I vostri colleghi, forse anche voi altri, l'hanno capito, sono stati lì, per le strade, no, non vogliamo, si ribellano. Sono nate delle magnifiche associazioni di giovani della vostra età. In Sicilia, per esempio, inaspettata la cosa per storia, la Sicilia è ricchissima di cultura, però per tanti e tanti e tanti anni tutto è stato lì, abbassato, no? I vostri colleghi in Sicilia da un po' di anni hanno fatto una cosa meravigliosa. Ad esempio c'è Libera di Don Ciotti, qualcuno forse l'avrà seguito, questo sacerdote così con i piedi per terra, così reale, così importante, così stimolante, così vicino, così sano, così dove non ha importanza poi il suo mestiere, è un uomo che sa dare. Avete sentito dire ogni tanto Libera, Don Ciotti? Sì o no? Seguitelo ogni tanto. Non dice cose che disturbano o che annoiano, dice cose della società, dell'individuo, dell'importanza e del rispetto dell'uomo, dell'individuo. Basta seguirlo. I vostri colleghi hanno fatto della vostra età in Sicilia una cosa impensata, vi dicevo, hanno fatto Addio Pizzo, perché bisogna sempre parlare della mafia, della massoneria. Sono tutti gruppi nascosti che vi impediscono, come molte cose vi hanno impedito negli ultimi tempi in quanto studenti, che vi impediscono di allungare il passo, di guardare qualcosa in più. È accaduto questo nel nostro paese, accade. È storico, voglio dire, basta pensare ai Borgia, non è una cosetta che spunta adesso. Però in questo momento non pensiamo a noi, tutti insieme, io, voi, lei, loro. La società è questa. Vogliamo incontrarci? Sì, vengo. T'ho detto così? Per me è un onore e mi dovete credere a incontrarvi. Siete la linfa, quella vera.
Lo dovete sapere che siete una linfa, quella vera. Perché se no dici, sono giovani, tanto a me non ci pensa nessuno. No, non è così. Quindi bisogna che uno si impegni. Il Vittorio Veneto Festival è una realtà. Ho avuto modo di conoscere il direttore di questo festival, persona squisita, preparata, vogliosa di fare delle cose per voi. Non esistono persone giovani, vecchie. Io conosco un sacco di persone cosiddette vecchie, giovanissime, brillanti. È un fatto di cellule, è un fatto di vita. Non basta una vita per conoscere la vita, il mondo, le meraviglie di questo mondo. La vita è un'apertura di finestre e da lì a poco si chiudono subito. Quindi rimandare. Domani, 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 questa è una frase di un lavoro di Shakespeare, Macbeth, che diceva sempre domani, no, domani, domani, domani. Poi un bel giorno invece si è presentata la foresta di Birnam davanti al suo castello e il domani non c'era più. E oggi, con tutto quello che l'oggi ci può dare, poi domani è un altro giorno, domani si crea di più, domani non mi va, meglio dopodomani, va benissimo tutto, l'importante è però volere qualcosa che ci portiamo a casa. Questo è molto importante. Io adesso mi ero portato qualcosa che dico, ma chissà se è il caso, se non è il caso. Io vi leggo questa cosa in coda a tutto quello che ho detto e a proposito della Costituzione. Dopo chiunque di voi voglia farmi delle domande di qualsiasi tipo, da che cosa mangio a quant'altro, fatelo pure, sono qua per voi, totalmente. Quindi vi leggo questa cosa a proposito della Costituzione, così quantomeno chi non l'ha letta o chi forse ne ha sentito soltanto parlare, magari sarà stimolato. Non costa, basta prenderlo in libreria. Adesso io vi leggo un discorso piccolo che fece uno dei padri della nostra Costituzione italiana. Lo studierete a scuola. Si chiamava Pietro Calamandrei. E una volta fatta questa... Lui andò all'università, un po' come in questo momento, anche se in piccolissimo, come sto facendo con voi. E vi voglio far sentire le parole di uno dei padri della Costituzione. Pensate, questo discorso lui lo fece all'università nel 1955. Voi non eravate nemmeno nel pensiero di papà e mamma, ancora i vostri genitori forse si dovevano incontrare. 1955. E nel suo discorso all'università, che io ho asciugato proprio per essere immediato, diceva questo: vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta. La lascio cadere e non si muove. Perché si muova ogni giorno bisogna metterci dentro il combustibile. Quindi bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questa una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico. È una malattia dei giovani. Ah, sì, ma la politica è una cosa proprio brutta, ma che me ne importa a me della politica?
Questo è l'indifferentismo alla politica. Dire questo è bello, è comodo. La libertà c'è, no? Si vive in regime di libertà? Ma c'è altre cose da fare che interessarsi alla politica. Ah, lo so anch'io. Il mondo è così bello. Ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. La Costituzione, vedete, è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, è la carta della propria libertà. La carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo. Questo lo diceva agli universitari Piero Calamandrei il 26 gennaio del 1955. Grazie. Domande? Ditini alzati? Perché mi piacciono. Mi piacciono. È gioiosità, è fantasia. Queste camicie così mi piacciono per comodità. Poi il colore rosso mi è sempre piaciuto. Domande di qualsiasi tipo. Mi piace mangiare. Sono un pastaro. Mi piace la pasta. Poi venendo dal sud il gusto, insomma, è molto forte dentro. E quindi sono quei piatti succulenti, colorati. Le nostre tavole, quando si mangia, le nostre tavole al sud sono coloratissime. Gialle, pasta rossa, melanzane, limoni, tutto molto colorato, questo è bello. Infatti ci si ferma a tavola tantissimo tempo, perché c'è questo piacere tipicamente del sud di stare lì a parlare. Infatti la domenica, dove anche voi la domenica starete con la nonna, il papà, la mamma, e la domenica insomma c'è qualche cosa di speciale che si fa sempre a casa, no? La domenica la mamma ve lo fa trovare, la nonna pure. Ecco, si ha il piacere di chiacchierare, di stare un po' insieme, ed è un piacere inconscio che è quello di sentire la mamma, il papà, il fratello, la sorella un po' più vicino. È questo che conta. Non dovete avere paura dei vostri problemi, parlatene sempre con i vostri genitori, i vostri insegnanti. Non abbiate mai problemi, perché
Se in testa c'è una formica, se tu la prendi, vedi che è una formica, non piccolina, niente. Se invece la formica te la tieni in testa, col tempo la formica diventa un dinosauro. Ed è pesante, i pensieri a questo punto diventano pesantissimi. Ed è difficile poi prendere il dinosauro e metterselo davanti e guardarlo. Parlate sempre, non solo con gli amici, quando sentite problemi di qualsiasi natura, parlatene. Con i vostri genitori, gli insegnanti, parlatene, non abbiate problemi, non ci sono paratie stagne, non ci sono chiusure. Bisogna avere sempre paura se uno uccide, se uno comincia a drogarsi, se uno truffa, se uno ruba, se è un mafioso. Questi sono problemi che dovete prendere di petto, guai a dire non lo so, non mi interessa. Le cose che non vi interessano però poi ricadono sulla vostra vita, sulla vostra famiglia, sulla vostra società. E allora per superare le cose e tentare di spostarle, bisogna sempre parlare delle cose, vai a nasconderlo. Altre tipologie di problemi? Perfetto, parlatene. Capita a tutti li abbiamo avuti. Poi c'è un'età, la vostra età, grosso modo, dove scopriamo le problematiche della vita personale, del corpo, non ci guardiamo allo specchio, non mi piaccio. Ma capita a tutti quanti è capitato. Ma questa è la vita. Affrontate le cose per come le desiderate affrontare. Andate, incontrate, state insieme, parlate, dite le cose che pensate, non le nascondete mai. I vostri genitori va da sé, ma gli insegnanti vi daranno una grande mano. Una volta all'anno qui al Vittorio Veneto Festival. Anche questo è un modo di parlare, no? Di dirselo ad alta voce, di incontrarsi, di mangiare, di fare il brunch, il salatino, il cafferino. Stare insieme, è bello stare insieme. E poi tutto il resto dell'anno farete delle cose, ma quasi sempre sarà scuola, università, studio, sì, poi ci si incontra il fine settimana. Siate vivi con voi stessi. Ponetevi le domande. Domanda, arrivo. Così facciamo sentire la domanda anche agli altri. Lei prima ha detto che la massoneria ci ha allontanato dal teatro. Scusa, non ho capito. Lei prima ha detto che la massoneria ci ha allontanato dal teatro. In che modo ci ha allontanato dal teatro? No, io intendevo dire la società. Negli ultimi anni l'hanno sempre formata con gruppi di comando, gruppi di potere, quindi la massoneria, anche persone che non si ufficializzano però hanno in mano il potere. Quindi è lì che bisogna vigilare, è lì che bisogna dire. Voi avete dei diritti, ma anche dei doveri, e i diritti bisogna pretenderli, perché lo dice la Costituzione italiana, e siamo in un paese democratico. Tutti noi abbiamo dei diritti, ma abbiamo anche dei doveri, però se uno non lo sa, io non mi lascio nei limiti del possibile, del mio sapere, io non mi lascio manipolare dagli altri. La televisione manipola tanto. Ecco cosa intendevo per massoneria, un concetto. Non so se ti basta la risposta. Prego. Prego. Vabbè. Io in realtà sarei curioso di sapere com'era lei la nostra età. L'ho descritto un pezzettino. Tu ti devi immaginare, allora, avendo 67 anni,
intorno ai 10 anni, ai 12 anni, ai 13 anni. Io ho iniziato a fare teatro professionalmente a 14 anni, un pezzettino alla volta con cose piccolissime, però avendo quei maestri che ti dicevo, e quindi punti di riferimento straordinari. In quella compagnia, quindi il Teatro Stabili di Catania, io ci sono stato 10 anni. Ho lavorato con una marea di pezzi della storia. Mi piaceva guardare, carpire, rubare, mettere da parte. Rubare in senso, voglio dire, alto. Curioso, ero un ragazzino curioso perché proprio non avevo informazioni di nessun tipo. E quindi andavo, curiosando nei meandri delle scuole, dei licei, vedevo delle locandine, CUT, Centro Universitario Teatrale. Io ero ragazzino, mi ci infilavo per sapere cos'era, com'è, perché. Io a tutt'oggi faccio delle domande, quando non so una cosa, serenamente. Ve lo ripeto, la vita è vostra, non degli altri, quindi non dovete vivere per gli altri. Siccome tutti fanno così, allora lo faccio anch'io. Siccome tutti non fanno così, non lo faccio nemmeno io. Cercate di capire sempre, ma la vita è vostra, non degli altri. La vita è mia. Non so se ho risposto per quello che volevi sapere. Mi piaceva mangiare, andavo al cinema, ho scoperto il cinema una volta nelle città, presumo anche qui, in estate c'erano le arene ed erano degli spazi dove la sera, per prendersi un po' di fresco, si vedeva il cinema. A Catania, ad esempio nel sud, era un grande giardino con delle sedie in ferro e questo giardino era pieno di gelsomino d'Arabia. Forse lo sai, forse non lo sai, il gelsomino d'Arabia, a differenza del gelsomino normale, ha un odore fortissimo. Ti posso dire, ricorda molto come forza il tiare in Polinesia, questo profumo, il tiare, il gelsomino d'Arabia. E quindi tu stavi lì, avevi il cielo, lo vedevi, e lì proiettavano i film. Io ho scoperto lì il cinema, ho scoperto l'arrivo del Technicolor, il Cinemascope. Perché avvenivano cose così, era magico, soprattutto chi insomma, era in un quartiere, come posso dire, povero ma dignitoso, semplice, si stava insieme. Nell'estate l'arena, per il caldo tutti uscivano di casa, la sera tutti avevano lavorato, c'erano i bambini, ragazzini che giocavano e l'arena dava la possibilità di andare a vedere il cinema. Poi arrivò la televisione e l'impatto fu così forte che al cinema, dove si proiettava solo cinema, gli esercenti vedevano che si abbandonava la sala cinematografica perché si vedeva l'ascia o raddoppia, che già allora insomma, era una bellissima trasmissione dove si parlava di cultura e attanagliava il pubblico italiano. Era da poco che aveva scoperto la televisione, costava e allora si facevano le rate. E allora nei cinema, affinché non potessero perdere, istituirono una macchina, un proiettore, dove all'ora della trasmissione sospendevano il cinema per far venire la gente, no? Comprare il biglietto e vedevano la trasmissione televisiva. Quell'avvento fu bello, anche la trasmissione, però sicuramente era un segnale preciso, toglieva, e uno non deve farsi togliere, poi fai le tue scelte, per carità. Fu un segnale. Ero così, ero questo ragazzino, andavo al mare, andavo a pescare ricci per mia mamma, alla quale piacevano i ricci di mare, a me no.
però lo facevo per mia mamma. Poi lei tagliava e col pane prendeva i ricci di mare. Si fa anche la pasta con i ricci di mare. Ridevo, sorridevo. Cominciavano ad esserci i primi scioperi scolastici e io sono stato, anche se al sud, tra quelli che aizzavo a scioperare per i diritti dello studente. Come voi, con qualche curiosità in più probabilmente. Ma questo veniva forse dal fatto che, ad esempio, mio papà, come ti dicevo prima, mi ha insegnato il senso della responsabilità. E allora questo poi si accumula nel tempo, cioè è formativo determinate cose. Non so se basta. Prego. Chiedo scusa. No, ecco qua. Secondo lei, perché le scuole non avvicinano molto gli studenti al teatro? Perché manca, o è mancata, perché mica è di adesso la situazione, nel paese proprio dove hanno inventato la commedia dell'arte, pensa un po', è il paese più ricco del mondo per quanto riguarda le belle arti. Potremmo vivere di rendita, sia per paesaggio, sia per tesori che abbiamo. Non si fa mai nulla, perché è meglio sì, no, ma il teatro, ancora quando si parla di teatro sembra una specie di passatempo. Io spessissimo mi sento, spessissimo, insomma, capita secondo dove vado che mi sento dire, ah ma insomma al sud, senti un po', tu cosa fai la sera? Cioè, quando arrivi alle 21 tu dici, bah, andiamo a dire 4 stronzate e poi te ne vai a casa. Il teatro non è questo. Quindi per dire questo, anche se uno gioca, significa che manca proprio il senso di che cos'è un lavoro, ma non il teatro. E non a caso negli ultimi 20 anni la televisione ha proposto il concetto di teatro solo e soltanto come barzelletta. Perché il teatro è stato il varietà, ma erano professionisti di quella cosa, sapevano come farlo. Mostri anche lì di bravura, da Walter Chiari a Gino Bramieri a Carlo D'Apporto. È un settore dello spettacolo. Lo spettacolo è come posso dire, un codicillo infilato su tante cose. Esiste la commedia, esiste il dramma. È un settore di lavoro e bisogna conoscere il linguaggio, perché il mio mestiere è fatto di linguaggi. Se io in teatro devo dire una battuta e ho un dialogo, un monologo con lei, che rappresento una X scena, la mia voce deve raggiungere l'ultima fila, però senza questo. La stessa identico monologo o battuta davanti ad una macchina da presa è totalmente diverso il linguaggio che devi conoscere. Così come è diverso il linguaggio quando vai a doppiare, cioè la tua voce prestata ad un film non italiano e quindi si ha necessità, questa secondo me, ma è soltanto mia l'opinione, è una cattiva abitudine perché la lingua originale è fantastica, però bisogna sapere le lingue e vedrete che scoprirete un mondo nuovo quando lo vedrete in lingua originale, un film straniero, che è più ricco, è proprio la linfa dell'attore. Davanti ad una macchina da presa la stessa battuta, quando la vedrai sullo schermo, a differenza del teatro, il mio viso in primo piano è tutto questo. Quindi la recitazione è tutta interna. Bisogna conoscere il linguaggio per poterlo fare. Viene espressa attraverso gli occhi. Negli occhi deve esserci la vivacità. Tu pensa, il tuo viso, guarda quanto è grande. Quindi deve essere tutto asciutto, tutto dentro. A differenza del teatro, che tu devi fare il tuo lavoro e ciò che dici deve essere ascoltato, perché ha pagato il biglietto, dell'ultima poltrona del teatro.
Sono linguaggi che è come un medico. Un medico non è che cura soltanto raffreddori oppure opera soltanto appendiciti. Un medico deve conoscere il corpo umano. Quindi, per rispondere, è stata una mancanza politica. È stata una scelta di fondo. Negli altri paesi la materia nei campus hanno un loro teatro dove puntualmente gli studenti, gli universitari preparano i loro spettacoli di prosa, commedia, qualsiasi cosa. E sono materie che si discutono. Pirandello non è quello soltanto criptico che si studia a scuola, noi con la storia ci fermiamo ancora alla seconda guerra mondiale. Ci sono dei film, per esempio, che io continuo a dire, continuo a scrivere, sono dei film che si possono portare nelle scuole come materia da vedere, da parlare, da discutere. Sono dei film fantastici, ma anche firmati da registi come Rosi, ma non soltanto la storia del cinema, di quelli che hanno fatto il cinema, anche film importanti che affrontano temi sociali. Ad esempio, voi siete giovanissimi, fra i tanti temi sociali c'è un film fatto da Vicari, eccellente regista, acuto, attento, un film che si chiama Diaz. Diaz è una scuola di Genova, dove un po' di anni fa è accaduto qualcosa di antidemocratico, così come i fatti di Ustica, un aereo civile che viene abbattuto non si sa da chi, segreto di Stato, e c'è un film. Quindi sono materiali che aiutano a capire, a raccontare, a costruire. No, non si deve fare. E quindi la malafede politica, che la politica deve saper costruire, deve saper dare, deve fare in maniera tale che chi ha portato in Parlamento devono rappresentarti, non è che devono rappresentarsi. C'è un signore che ho votato, anzi un signore ormai questo non si può, almeno con questa legge attuale, ma si vota affinché il tuo simbolo possa essere rappresentato in Parlamento e tu mandi qualcuno che ti rappresenta te con i tuoi bisogni di quel simbolo che tu hai votato. Non è che si deve rappresentare lui o lei. Non so se sono stato chiaro. Quindi è proprio un blackout politico molto, molto, molto grave. Ecco perché credo nell'incontro, ecco perché credo nel parlarci. Perché se no non si sa nulla, diventa tutto molto più pesante, come Macbeth, domani, 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 domani. Invece deve essere impellentemente e mai come in questo momento, adesso, adesso, adesso. Fatemi domande. Eccomi qua. Abbiamo il primo piano in semibuio. Secondo lei cosa dovrebbe fare un ragazzo che vuole fare teatro? Allora, questa è una domanda non facile, però cercherò di risponderti. Prima di ogni altra cosa, in un paese, il nostro, dove si inventano di tutto per fregare i soldi al prossimo, con leggi, leggine, il comune, la regione e quant'altro, non fidatevi mai, per chi desidera iniziare, andare in una scuola di cosiddetta recitazione,
il teatro e vi domandano dei soldi. Non esiste. Dubitate sempre. Per carità, non ne faccio di tutta un'erba un fascio, ma nella maggior parte è così, la furbizia all'italiana. E allora quello che tu devi fare, innanzitutto sicuramente mi dici questo perché ami il teatro, e quindi la recitazione. Come ho detto prima, il medico non è che cura soltanto raffreddori oppure appendiciti, deve conoscere il corpo umano, e così come chi fa la mia di professione o il regista deve conoscere i mezzi. Non è che se uno si può inventare il cinema, non è soltanto fare il filmettino del battesimo, del matrimonio, è un linguaggio. Bravo chi lo fa, ma è un'altra cosa dal cinema. Ma non sapendo, tutti sono convinti che si fa così. Oggi poi ci si inventa qualsiasi cosa, bene, creativo. Ci sono poche scuole vere che si entra per ammissione, cioè ti fanno un incontro culturale e artistico, e c'è allora a Milano il Piccolo Teatro, dove c'è una scuola seria. C'è il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove a parte la cultura generale, a parte materie cinematografiche, insegnano il rapporto con la macchina da presa, la recitazione, e anche lì si entra con ammissione, danno delle borse di studio in alcuni casi. Poi c'è la scuola, questa seria, che è il Teatro Stabile di Genova. Poi c'è l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che è anche lì a Roma, che si entra per ammissione. Se ti piace questa materia, leggi, guarda, vedi, scopri, e poi se proprio ce l'hai dentro di te, leggi i testi, quello che ti pare, vai in una di queste scuole e non paghi. Però ci sono signori insegnanti, perché come ti dicevo prima, essendo un mestiere basato sull'emozionabilità, chi non ce l'ha cosa ti può insegnare, ma soprattutto chi non ha storia cosa ti può dire. Allora il trucco, con una parola che voi avete sentito molte volte, il book, bisogna preparare il book, sono le fotografie, no? Questo vale per le modelle, tutti i soldi, vogliono soldi. Questo non vuol dire che sono tutti uguali, tengo a precisarlo, però dovete essere molto molto attenti, cercare di capire chi, dove, come e quando. Chiunque può dirvi tutto, e siccome non avete, voglio dire, giustamente esperienza, cascate con molta facilità. Carpiscano la vostra buona fede. Non so se ho detto delle cose che ti possono dare. Poi sicuramente tu le cose che ti ho detto le puoi trovare anche su internet, quindi il modo anche di metterti in contatto, di sapere perlomeno quello che ti può interessare di questi nomi che ti ho fatto. Altro giro, altro giro, altro. Ma a che età converrebbe cominciare a fare teatro o andare nelle scuole, per esempio a Milano o a Genova, per sapere, curiosità comunque? È chiaro che più giovani si è, senza mai tralasciare i propri studi, perché non è che in questi luoghi tu fai solo teatro, solo cinema, solo televisione. Sono materie, la cultura generale, la preparazione. È come il ballo classico, no? Che è una disciplina di profonda, importante, di grande studio, di grande sacrificio, però bisogna amare la materia. Prima inizi meglio è. Chiaramente tutti quanti, un po' noi a turno, la recita, la poesia alla nonna a Natale, insomma quelle cose lì, vabbè, va bene, sono tutte esperienze positive, non è che sono cose negative. Poi quando cominci ad amare la materia, naturalmente se hai un'età più giovane hai più facilità di entrare in questi luoghi, perché in questi luoghi non è che entra uno che poi ha un'età
piuttosto sostenuta, c'è anche un limite d'età in queste scuole. Bisogna prepararsi, leggere, non è che di colpo uno dice beh c'è la scuola, adesso vado, mi dicono tutto. Quello è teoria, poi tutto questo lo devi mettere in pratica. Pratica vuol dire che a poco cominci a fare delle piccole cose, che non è che non dovete mai pensare che o protagonista o niente, questo vale per qualsiasi materia. Il cinema americano per esempio è fatto tutto da cosiddetti comprimari e l'hanno segnato, tantissimi attori meravigliosi. Orson Welles parte come attore, ha inventato il cinema, un geniaccio meraviglioso. Spulciate, andate a trovare, poi oggi con il computer veramente qualsiasi cosa desiderate sapere, fate un click. Io non so se avete avuto modo e maniera di vedere qualcosa che fa parte della storia del cinema, ma di conseguenza la memoria. Io l'anno scorso, non è che sia mio compito produrre, ma l'anno scorso proprio per conservare la memoria di una diva del 1940 e con un'idea di un giovane che aveva avuto e i giovani non hanno soldi, l'ho finanziato io senza nulla pretendere, come accade quando appartiene o alla storia o alle cose che hanno un senso di giovani. Io non pretendo soldi, non pretendo nulla, vengo io, come è giusto che sia, per dare, perché nella vita chi ha avuto il piacere di avere deve saper dare. Vi dicevo, non so se hanno avuto modo di vederlo, o forse lo vedranno in un altro momento, non lo so. Ecco, diciamo, era una intervista a questa diva che fu del 1940, però dentro c'è uno storico del cinema che racconta l'evoluzione, la nascita di Cinecittà, e quindi il cinema con tutto quello che comporta, come arrivò il cinema americano e così via, e così via, e così via. Ti basta? Chi altro? Che cos'altro? Anche voi, non abbiate? Prego. Lei ha recitato in uno dei film che io considero puro amore per il cinema, che è Nuovo Cinema Paradiso. Volevo un suo giudizio e qualche curiosità, qualsiasi cosa voglia dire su questo film. Nuovo Cinema Paradiso, che ha avuto un'infinità di premi, compreso io, l'Oscar. Ecco, in questo caso Tornatore è un signore che conosceva da parecchi anni la macchina, il cinema, amava il cinema. Quella è la storia proprio di una persona che ama il cinema, ma il film che cosa racconta? Racconta una cosa importantissima: la fine della fantasia e l'avvento della pubblicità, del prodotto, dell'interesse. Fu un anticipatore. Cosa ti posso dire? È un film anomalo nella storia di chi lo ha fatto, ma di colpo noi ci siamo ritrovati per ben 2 mesi e passa su un cocuzzoletto della Sicilia che si chiama Palazzo Adriano, 3.000 anime, e in questo paesino dove si è girato quasi tutto il film, credo che è difficilissimo che accada, a parte me, Jacques Perrin, Isa Danieli, Pupella Maggio, Philippe Noiret, Enzo Cannavale, il cast incredibile di magnifici, straordinari attori, non casuali. Siamo stati insieme. Io ti posso dire che questo personaggino, Ignazzino, che era la maschera del cinema, che quelle figure una volta esistevano, infatti mi sono ispirato a qualcosa che avevo nel mio quartiere a Catania, esistevano quei ragazzi un po' autistici, no? Che il quartiere li sposava
e quindi passava il tempo dando un ruolo, in quel caso il cinema, ma poteva essere l'aiuto dal barbiere, poteva essere l'aiuto del falegname, però quindi con una pulizia, con una gioiosità, e tutti davano una mano umana, attenta, e praticamente era figlio di tutti. Io la mattina mi vestivo, anche se non giravo, e sul set non era Jacques, Philippe, Leo, Cannavale, Pupella, ci si vestiva, anche se non eravamo interpellati alla scena, e qualora Peppuccio, che è una macchina da guerra, Peppuccio Tornatore, una macchina da guerra da questo punto di vista, se veniva una cosa eravamo tutti lì. La sera il paese faceva gara di invitarci a mangiare, la mattina ci portava le uova. Non abitavamo negli hotel, abitavamo nelle case. Certamente un percorso eccezionale nel fare questo film, proprio nella lavorazione, però con una ricchezza umana indefinibile. Tornatore è un meraviglioso regista, il suo ultimo film, La Magnifica Offerta, è un fantastico film, ma tutti i film suoi precedenti hanno delle impronte fortissime di cinema. Una pura formalità, è un film di qualche anno fa con Depardieu e Polanski, dove io prestai la voce a Polanski in quel film, ma di tantissimi film di Tornatore sono stato, diciamo, un cameo, una partecipazione straordinaria proprio per il particolare rapporto che abbiamo. È un film che, così come ha lasciato l'impronta nel mondo, dalla Cina a qualsiasi paese, con successo incredibile, perché evidentemente in quel film, in qualsiasi parte del mondo, c'era una cosa poetica, che ognuno di noi nel mondo lascia sempre un passato che è così forte, talmente tangibile, ma pieno di valori anche in cose spicciole, che lo vuole ritrovare. E quindi nella leggerezza e nello sguardo del bambino, ma nella qualità del saggio, e quindi il personaggio di Philippe Noiret e di tutti i personaggi che portavano dei pezzettini di cose, per me perlomeno il film è stato qualcosa difficile da dimenticare dentro di me, come è difficile da dimenticare per me. Di questi tempi ne sento la mancanza, di uomini, di registi come Nanni Loi, un acutissimo regista non solo sociale ma graffiante, tra quelli che hanno fatto il cinema in Italia, quindi Scola, Rosi, voglio dire, abbiamo fatto il cinema in Italia, e a furia di tagli, così come la scuola, lo vogliono distruggere. Perché? Perché vi dico la stessa cosa dell'inizio. In questo paese lo hanno portato al punto tale che chi pensa disturba, quindi meno pensi. Fate domande, tutte quello che volete, anche voi. A loro l'applauso deve andare. A presto, grazie, e speriamo nel futuro di rincontrarci così come sono stato in questo territorio qualche anno fa. Grazie ancora, auguri a tutti, auguri.